Allora, Presidente Boaretto, che cosa si sente di dire anche in risposta al nostro telespettatore che lavora tra l'altro per una grossa struttura? Se le persone grossi non riescono, immaginiamo anche gli altri, i più piccoli, e poi vivere con 1.100-1.300 euro per 3 mesi mi sembra una cosa addirittura vergognosa. Non immaginiamo gli imprenditori. Non solo siamo molto preoccupati per i nostri collaboratori, perché si sta registrando sul territorio l'abbandono di molte professionalità, gente che non ha potuto aspettare e non può aspettare per mandare avanti la propria famiglia, ha trovato un altro posto di lavoro che grazie a Dio il Veneto con la sua vitalità è riuscito ad offrire nella metalmeccanica oppure come si chiama, nei vari settori. Forse noi dovremmo ragionare su un cambio del nome di Terme Euganee. Questa è una battuta che faccio. Noi dovremmo chiamarle Terme Alitalia, perché l'Alitalia sono decenni che riceve attenzione e soldi dallo Stato. Quali sono le richieste che noi facciamo e che abbiamo già presentato in Regione, ma che voglio qui ricordare anche in viva voce e in televisione? Siccome, considerando quello che diceva poco fa il nostro Marco Michielli, considerando che ora soldi non ce ne sono più, noi chiediamo per ripartire, perché la situazione del turismo termale è veramente drammatica, per ripartire noi chiediamo con forza e determinazione 5 anni di franchigia per quanto riguarda i canoni per le concessioni termali. Quindi la Regione si troverebbe a darci un aiuto in 5 anni, pensate un po', in 5 anni. È disposta a farlo. Poi noi chiediamo l'esenzione della Tari del 2021 al 100% per tutto il settore del turismo e delle terme. Abbiamo già pagato molto di più nel 2020 di quello che noi abbiamo prodotto, ma dal 2022 chiediamo a gran voce un riequilibrio del peso di questa Tari sulle attività produttive, che non è corretto. Infatti noi sopportiamo un peso che non è legato a quanto dice la Comunità Europea. Chi inquina paga, quindi si deve pagare la Tari in base ai rifiuti che si producono. Desideriamo che ci sia un azzeramento per il 2021 dello IUC. Pensi l'imposta unica comunale, lei pensi alle insegne di tutti gli alberghi che ci sono nel Veneto. È vero che non pagate L'anno scorso e quest'anno non hanno fatto il servizio per il quale sono state installate, eppure noi continuiamo a pagare le tasse. Poi noi sosteniamo a gran voce ciò che il Presidente ha detto in tutti i salotti televisivi, in tutte le trasmissioni: dateci la capacità di comprare il tempo. Noi vogliamo avere più tempo per pagare i mutui che andremo ad accendere per avere le risorse finanziarie per poter ripartire. Questo è fondamentale. Se non facciamo questo, l'industria del turismo, che è la prima del Veneto, viene messa in una situazione tale che potrebbe anche essere non solo declassata, ma deve essere riconsiderata nei prossimi anni. Chiarissimo. Allora, leggiamo subito un altro messaggio che è arrivato dopo la parola al Presidente Michielli. Ho letto online che l'Enit, la cui attività principale è quella di promuovere il nostro turismo, e spende circa 5 milioni l'anno, ne spende poi circa 4 milioni per il personale. Vi sembra normale, Presidente? Io le rispondo che quando ero presidente di Bibbione, perché i dati adesso non li ho, ovviamente vengono su più competente in questa materia, quando ero io presidente degli albergatori di Bibbione, circa a ronza attorno a 20 anni fa, la sola Bibbione spendeva, mi pare, 4 miliardi di pubblicità. Facendo un paragone euro-lire, ci siamo ai 5 miliardi, ai 5 milioni di euro che ogni anno l'Enit spende. Sono cifre ridicole. Il budget di Zaia, quando era lui assessore al turismo, era 43 milioni di euro sul turismo. Il budget di Caner non credo che arrivi a 6. In comunicazione? No, magari in comunicazione, credo che sia 1,6 lo stanziato per la promozione, 1,6 milioni. Ecco, qua parliamo di promozione che è fondamentale per far venire anche dei turisti. Il Presidente Boaretto ha accennato a un discorso di moratorie, no, per quanto riguarda le tasse, eccetera. Voi a livello nazionale avete chiesto che ci siano dei provvedimenti di esenzione, perché come farete a pagare le tasse, anche a innovare le strutture? Perché attenzione che in altri paesi nel frattempo, in forza di finanziamenti europei, hanno anche rinnovato le strutture, ci dicono.
Noi stiamo chiedendo una cosa che ci sembra la palissiana, che il 110% venga esteso agli alberghi, il 90% del bonus facciate, questo bonus del 110%, se già questo venisse a essere possibile per le nostre strutture, già sarebbe un grandissimo aiuto. Tenga presente che queste sono delle misure che dopo vengono, per carità, azzerate dalla burocrazia eccessiva. No, però almeno se ci fossero uno in qualche modo riesce a muoversi. Certo, si riesce a fare, ed è una somma, un gioco a somma zero per lo Stato, perché da un lato è vero noi avremo lo sgravio fiscale del 110, ma dall'altro ha la fatturazione di tutti i lavori fatti, le tasse sostanzialmente da noi va a prenderle a chi è venuto a farci i lavori, quindi sì, per lo Stato è un gioco a somma zero. Per quel che riguarda tutte le altre, siamo nella giungla dei regolamenti, delle leggi e della inefficienza e inettitudine italiani. Spiego meglio. Ben diceva prima Emanuele, neanche ci fossimo preparati prima della trasmissione, io e lui, il discorso del pagare i rifiuti prodotti. È possibile che in questo paese non si riesca a pagare in base ai rifiuti che produco? In questo paese è dato che ci sia una persona generalmente anziana che vive da sola in un palazzo che paga più di una famiglia di 7 persone, 3 volte un albergo. Poi c'è una famiglia di 3 persone che produce i rifiuti e paga su un'altra base. C'è l'albergo è la rappresentazione più plastica del fatto che se è aperto produce rifiuti, se non è aperto non produce rifiuti. Al di là di questo, noi siamo tutti strutturati per fare una raccolta virtuosa dei rifiuti, tutti gli alberghi fanno la raccolta differenziata, quindi agevolano con il loro comportamento il lavoro dei vari enti che smaltiscono poi questi rifiuti. Mentre la stessa cosa non si può dire per esempio degli appartamenti turistici. No, assolutamente. Ecco, allora vogliamo darci delle mete che non sono ambiziose, perché voglio dire sono ma basarsi su cose terra normali, terra, tot quintali di rifiuti produco, tot pago. Non c'era bisogno con questo di misure straordinarie. L'anno scorso non ho prodotto rifiuti, in automatico non pagavo tasse. Assolutamente. Siamo arrivati al termine. Il Presidente Boretto vuole chiudere anche lei, so che doveva dire una battuta terminale, perché la trasmissione è volata, ne faremo un'altra sull'argomento però. Prego. No, la battuta terminale è questa: la pandemia ha dato la possibilità a molte persone di scoprire quanto effettivamente il mondo del turismo paga in maniera non equilibrata, non equa, e ne hanno un vantaggio molto, diciamo così, i cittadini e le persone. Adesso che la macchina si è fermata, tutti si rendono conto che i soldi mancano effettivamente. Quindi, se vogliamo vivere in una società dove un equilibrio socio-economico sia mantenuto, bisogna salvare le imprese, perché senza imprese non ci sono posti di lavoro. Secondo, portare un riequilibrio: chi consuma deve pagare, chi produce deve pagare in base a quanto consuma o quanto produce. Questi sono fondamentali. 3, dobbiamo dare assolutamente ossigeno e benzina al nostro assessorato al turismo veneto per poter fare quell'opera di promozione che è indispensabile per far tornare le persone, perché se tornano le persone, i turisti, abbiamo la possibilità di pagare le tasse, di pagare la tassa di soggiorno e via di seguito. Questi sono fondamentali per noi. Assolutamente. Grazie Presidente Boretto di essere stato qui con noi, avremo modo magari più avanti di rivederlo in studio. Grazie al Presidente Michielli, naturalmente noi la reinviteremo perché questi sono argomenti che, come vediamo, riguardano tante filiere produttive, c'è poi tutto quanto il discorso anche dell'oreca, delle ristorazioni, insomma abbiamo affrontato solo un capitolo, ma ce ne sono tanti altri, poi c'è chi dice degli eventi, delle cerimonie e così via, ce ne sarà da dire, affronteremo anche questo. Grazie a voi telespettatori di averci seguito, come sempre poi la puntata la potete rivedere nel nostro sito internet, su YouTube. Buon proseguimento, a domani.